Non solo festa, in scaletta anche una serie di tavole rotonde dove sono stati approfonditi e analizzati nel dettaglio i temi del precariato, del lavoro sommerso, della disoccupazione giovanile, delle pensioni e problemi legati all'immigrazione. Vi hanno partecipato tra gli altri Giuseppe Catanzaro, presidente di Confindustria Agrigento, il sindaco Marco Zambuto, il questore Giuseppe Bisogno, docenti universitari e sindacalisti nazionali, regionali e provinciali. Il giorno della CGIL, la festa del sindacato in occasione del tesseramento per il nuovo anno, con i temi del diritto e la tutela del lavoratore, dello sviluppo economico e l'occupazione. Piazza Stazione ad Agrigento ha ospitato gli stand della CGIL tra dépliant illustrativi delle varie attività del sindacato, degustazione di salsicce, buon vino, giochi e divertimento per i bambini. Il segnale forte di una CGIL che apre le porte e che vuole essere presente in mezzo ai cittadini e ai lavoratori. Significa anche far capire che noi siamo qui per tutte le battaglie, per i riconoscimenti dei diritti che purtroppo ormai quotidianamente vengono negati, vengono violati, sia da quanto viene fuori dalle scelte del governo nazionale, sia purtroppo per quanto ancora non si fa a livello regionale. Abbiamo voluto riempire di una piazza che tutti giudicavano morta, una stazione, un luogo di partenza ed un luogo di arrivo. Le nostre tavole rotonde sono state queste, preceduta dai bambini che hanno giocato, si sono divertiti tantissimo, guardate i nostri scivoli, i nostri giochi di piazza dei bambini, il trampoliere, e poi via via sono in corso le 3 tavole rotonde. La mancanza di attenzione nei confronti di questa terra fa sì che quel poco lavoro che c'è lo si fa in nero. Allora il tema è quello di investire in questa terra, in risorse finanziarie, portare nuova occupazione per far sì che queste graduatorie non riguardino più questa terra, perché diversamente ci troveremo ogni anno a doverci misurare con uno stato di cose che o ci porta questo dato economico oppure ci porta il dato economico ormai rilevante, ormai costante dell'emigrazione, delle intelligenze, dei giovani e di tutti coloro i quali cercano lavoro altrove. L'evento ha riscosso un buon successo di pubblico. La città ha risposto in maniera positiva, con entusiasmo all'iniziativa, hanno sottolineato i responsabili della segreteria della CGIL. Piero Mangione, segretario provinciale dello SPI Pensionati, si è soffermato sulla manovra finanziaria del governo e sull'aumento dell'età pensionabile. I diritti che i pensionati hanno conquistato, che la mia generazione ha conquistato, oggi sono messi in discussione per i nostri figli e per i nostri nipoti. Quindi unità fra le generazioni, lotta in maniera continua fino a quando non saranno affermati per i nostri figli e i nostri nipoti quei diritti che noi ci siamo conquistati negli anni passati. Andare in pensione a 67 anni, siete d'accordo? Non si tratta di essere d'accordo, c'è un fatto semplice: se a 100 anni ancora non si lavora, quando si andrà in pensione è un falso problema.